bentornati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci. Giunto alla 15ª edizione, quindi ormai siamo grandi. Io 15 anni fa non ero proprio qua, però poi col tempo sono entrato qua, ho conosciuto Gianni Turco, che ringrazio perché mi ha scelto come presentatore così come l'anno scorso e affiancato soprattutto da te. Ecco, io lo ringrazio per tutto perché mi ha affiancato a te. Grazie, grazie Gianni di averci scelto per questa edizione, che è un'edizione scoppiettante e ricca di novità. Abbiamo qui la novità per eccellenza di quest'anno, la nostra Mille Voci Band. Quindi grazie a questi splendidi musicisti che ci accompagnano in questa edizione di Mille Voci e che avremo modo, e avete già avuto modo di ascoltare, e avremo modo di ascoltare anche in questa puntata. E poi abbiamo gli ospiti, i cantanti che si esibiranno più tardi. Vogliamo già annunciarli, così si sistemeranno ai loro posti. Quindi la band è pronta, facciamo questa musica introduttiva per presentare gli artisti. Michele! Giorgio Comandè, I Romance, Santino Rocchetti, insieme a Franca. No, Franca non c'è, Santino è da solo. eccolo là, Gianni Davoli, Franco Dani, Alberto Calì, Bruno Filippini, eccola, si sono sistemati. Taratarata. Ci avviciniamo. grazie alla Mille Voci Band. E quindi adesso Ci avviciniamo invece ai nostri ospiti. Eccoli lì che ci accolgono con questo caloroso applauso convinto. Insomma. ecco, Fatelo, facciamo- potete fare, fatelo. No? bravi, così. appunto. Allora, noi in questa edizione di Mille Voci abbiamo anche un'altra chicca, no? Ormai i Ma nostri tutte ste amici che chicche ci qua, seguono ogni sanno. settimana c'è una chicca. Questa Ma questa è- signorina Francesca me la devi presentare però. No, la chicca è nel senso che è una cosa carina, no? Un gioiellino messo apposta lì come pensavo, capito una che novità, c'era. una sorpresa. Ah, e quest'anno la nostra chicca, che non Chi è è? una chicca, si chiama Cesare, quindi non so beh. come dire. Insomma. La nostra chicca si chiama Cesare e il nostro Cesare viene da San Paolo do Brasil. Quindi vieni Cesare, vieni qui. C'è Cesare, eccolo, c'è. È lento. È lento perché viene dal Brasile, giustamente. Veniva da lontano. Allora, il nostro Cesare è colui che si prende cura dei nostri ospiti, quindi viene dal Brasile per coccolare gli ospiti delle nostre puntate. E io vorrei iniziare subito con lui a presentare il primo ospite di questa puntata. Sì. Parla italiano lui? Allora, innanzitutto facciamo il riepilogo di che cosa dice Cesare in italiano. Quindi siamo a... Dimmi perché. Dimmi perché. Dimmi perché. Ti fa ricordare una canzone? Perché? No. Inizio io. Dimmi come fa. Se mi vuoi lasciare, Devi dirmi. dimmi almeno E Dimmi allora? perché. Ho capito, però devi Quindi? essere preciso. Le canzoni vanno cantate con la giusta metrica. Devi dirmi perché, non è dimmi perché. Non è la stessa cosa. Il nostro Vabbè, ti perdoniamo. Il nostro Michele è famoso anche in Brasile. Michele! Eccoci qui. Ah, Michele. Se- Ma dimmi da un buon.
Badibidambò, giusto. Se mi vuoi lasciare è una di quelle canzoni famose veramente in tutto il mondo. Vai, con la tua scusa voce. un attimo, mi traduci quella frase che hai detto lì? Badibidambò. Che è? Genovese? Che cos'è? No, è un suono. È un suono così. Così. Che è caratteristico di Se mi vuoi lasciare, perché... No, deriva da un genere musicale americano che si chiamava doo-wop. Doo-wop, eccetera, eccetera. Quindi è diciamo quasi americano. Sì, È un'americanata. Un'americanata, sì. Noi cantavamo, racconto questa cosa brevissima. Io ero ragazzina a Bordighera, sul lungomare di Bordighera, eravamo con la mia amichetta Rachele sul lungomare di Bordighera e avevamo questa radio. All'epoca ancora noi poveretti andavamo in giro con lo stereo e ce lo portavamo dietro a mano e avevamo questa cassetta, che ancora non se ne trovano più, immagino sono diventati reperti archeologici, le cassette, e la canzone della nostra estate era Se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché, e i ragazzetti facevano certo. quindi non c'è, Ma tu credo, eri altro lasciata da quando eri bambina? Io Perché eri bambina quando lui ero, quando sì, lui ma cantava ero queste canzoni? adolescente alle prime... Sì, ero stata lasciata, si capisce. Ecco, perché ti piaceva tanto questa canzone. Se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché. No, ma quando era bimba lei era bimba. Bene, non credo ci sia altro da aggiungere. Il nostro Michele con... Aspetta che voglio sentire il dabadibidamà. Se mi vuoi lasciare... Vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Un'altra volta. Michele! Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui, però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui, però prima di lasciarmi dimmi almeno perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi hanno sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui, però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Ma grazie! Grande Michele. Michele! Allora, Se mi vuoi lasciare... Hai imparato? Se mi vuoi lasciare... Volevo farla con lui. Non Senti, importa. vogliamo presentare piuttosto il prossimo ospite, un cantante? Assolutamente sì, chiamiamo qui vicino a noi un cantante che ha fatto i Night, il piano bar, Giorgio Comandè. Eccomi.
Giorgio è un amico di Mille Voci, è arrivato quest'anno nella nostra famiglia, quindi ti diamo il benvenuto. Ha cantato a Mille Voci Romane, abbiamo fatto una cosa insieme, facciamo teatro, abbiamo questa esperienza in comune, ma Giorgio ha fatto per tanti anni quello che era il night club, no? Quelle serate da pomicio, in questi locali che ormai quasi quasi si stanno perdendo. Veder pomiciare più che altro. Tu cantavi, stavi Ecco, dall'altra io cantavo, parte. dall'altra parte pomiciavano. E in questi locali dove c'era questa atmosfera, no? molto romantica in qualche modo, e c'erano questi cantanti che accompagnavano la serata. Lui faceva da sottofondo praticamente. Ecco, bravo. Possiamo dire così. Senti, ma che cosa succedeva in questi night? In parte lo descriverai in questa canzone che è stata scritta da, se non sbaglio, Claudio Mattone. Claudio Mattone è un grandissimo compositore. Sì. È uno molto bravo. Decisamente. E poi l'hanno fatta quei tre al Festival di Sanremo, quei tre mostri sacri della musica e del teatro. Quindi Proietti, Palatresi e oddio. Vabbè. Non mi ricordo il terzo. Non si offenderà. Peppino Di Capri. Ecco. Di Capri. Ma io questa canzone però la vorrei dedicare a tutti quelli che hanno fatto il night e quelli che lo stanno facendo, perché chi l'ha fatto sa che era un grande sacrificio. Ed era cantato per tante ore, cantavate per tante ore sempre dal vivo. Dalle 9 9 alle 3 e mezza, grande scuola. Come dice anche Grande Santino. scuola. Beh, una grande Là scuola. si imparavano le diminuite, le settime aumentate, le settima quinta. Ecco. E come dice la canzone, no? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma tu che ne sai? Boh. se non hai fatto Giorgio, il piano bar? com'è? Questa canzone la dedico a tutti quanti quelli che hanno fatto all'epoca. Verso una certura entra la pantera, sta con lui ma guarda me, che sto appiccicato al mio microfono e dedico canzoni. La guardarobiera vende sigarette con nasino e tette in su, tutti i fumatori che la puntano si fanno le illusioni. E noi dalla pedana controlliamo i movimenti a umma umma, mentre diamo il cambio all'altra orchestra con la solita Blue Moon. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? C'è la subrettina tutta a fondo schiena con accompagnatore doc. Da ogni parte sbucano i fotografi a caccia di effusioni per mandare a casa l'ultima coppietta. Attacchiamo un finto jazz che ha tutto l'effetto di un sonnifero con le improvvisazioni. Finalmente pagano, si alzano e spariscono nel blu. Noi li salutiamo con la sigla che è la solita Blue Moon. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar?
Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Oh, yes. Giorgio Grazie. Comandè, Grazie a tutti. grazie a te. Ho notato con piacere che tutti partecipavano nel momento in cui cantava Giorgio, a cominciare da questa orchestra, con che gusto suonava, perché l'hanno fatto tutti il piano bar, no? E soprattutto il nostro pianista. Io a loro però chiedo ora una cortesia, se potete lasciare i vostri strumenti qua, vi prometto che li ritrovate anche dopo. Tranquilli, lasciate la vostra postazione perché vorrei diciamo riservarla al nostro gruppo ospite questa sera, anche loro molto partecipi, cantavano proprio dietro Giorgio questa canzone. Il piano bar, si riconoscono proprio. Ciao, buonasera Chi a è tutti. che non l'ha fatto? Chi è? È un'esperienza mondiale, però avrei bisogno, ecco, il microfono, tu puoi parlare, Sì, l'altro- ma che lui ne non può sai parlare. se non hai fatto Lui il può piano solo bar? suonare, tu Sì, invece canti. sì, e tutti abbiamo fatto il piano bar, il night, i locali, specie noi che giravamo dal sud al nord, tutta Italia. E lo ancora lo sfollagente, facciamo. chi era? Lo sfollagente chi era, Enzo? Perché a una Tu che- certa ora, verso le 3 di notte, immagino che No, bisognava lasciare- perché a che c'era ora? il proprietario I che night- se disgraziatamente si accorgeva che qualcuno sonnecchiava, erano dolori, Ah, per ecco. cui tu dovevi essere sempre in riga e cercare di tenere la pista sempre piena. Bene, Questo. vogliamo riempire anche questa zona qua a proposito Sì, di sì, pieno? ecco, vogliamo riempire- Mettiamoci, ecco, la nostra nuova pianista, nel senso che la vostra, io mi La approprio, nostra, vabbè, ma la lei- nostra, perché, la nostra maestra, mi la piace nostra poi maestra, come la nostra pianista. maestra. Allora, voi siete pronti per cantare un mix, mi pare? Sì, no, Un per mix. cantare un Che mix, cantate? sì, Un mix. Mattino dell'amore. Sì. Amore Mattino- vero? Sì, amore Il mattino dell'amore. dell'amore. Di Mattino- Natili Aloisio. Sì, sì, sì. Ecco a voi i Romance. Nel mattino dell'amore, stretto tra le braccia della donna che cancellava l'innocenza dentro me, mi sentivo già importante, nascondevo la paura che era in me, tra le fitte ombre che io trovavo nel tuo letto, e dicevo sono un uomo ed un uomo fa così. Ora chiamo te, ho capito, sai, che l'amore vero è solo quello che mi dai. Ora chiamo te, ho scordato ormai tutto quello che trovavo bello insieme a lei. Soltanto nei tuoi occhi ho trovato, amore mio, la gioia d'essere uomo insieme a te. Tutto quello che c'è stato nel mio cuore prima di incontrare te era solo la paura di morire senza amore, e dicevo sono un uomo ed un uomo fa così. Ora chiamo te, ho capito, sai, che l'amore vero è solo quello che mi dai. Ora chiamo te, ho scordato ormai tutto quello che trovavo
sai che l'amore vero è solo quello che mi dai. Ora chiamo te, amo te. Grazie. I Romance, grazie. Allora diamo modo alla nostra Mille Voci Band di riprendere posto e io mi avvicino qui a Santino Rocchetti che allora chiamiamo anche qui insieme a Santino Mirko e Bruno, ecco altri chitarristi. Grazie Daniele. Allora, Santino, in questa occasione, vieni, guadagniamo il centro, si sono tutti sistemati. Allora, noi abbiamo il piacere in questa puntata di non di sentirti cantare, nonostante tu sia un cantante che si è esibito in tantissime occasioni, anche qui a Mille Voci come cantante, certo. Ma adesso abbiamo il piacere di sentirti anche nella tua versione forse originale, che è quella di musicista chitarrista. Chitarrista. Dunque, eccoci. Sono nato chitarrista e poi chi è che suona e non canta? Tutti ci provano, poi bene o male, poi sta al pubblico decretare, oppure chi ti ascolta, voglio dire, no? Beh, sia come musicista che come cantante. Ho iniziato come chitarrista, a 14 anni ero a suonare in Germania, un po' tutto il nord dell'Europa, poi per 5-6 anni. E abbiamo avuto delle belle storie conoscendo i Beatles, venivano a sentirci in un locale a Amburgo che apriva alle 3 della notte, noi suonavamo alle 3 della mattina fino alle 11, loro dallo Star Club venivano immancabilmente tutti i giorni. Erano mancanti di Ringo Starr, però ho iniziato, comunque ho voluto dire questo per dire quanto tempo, 60-65, perciò pensate quanto tempo tu eri nata, no? No, ancora no, però non sveliamo, non diamo notizie sull'età, no, sto scherzando. Allora, Santino, invece in questa puntata che cosa ci farai ascoltare? Vorrei intanto fare una dedica particolarissima ad Enrico Ciacci, che era un cultore di questo genere musicale, sì, il genere di Little Tony, sì, grandissimo amico che ci ha lasciato l'altro anno, però sì, sicuramente grazie. Sarà lì ad ascoltarci, magari con la chitarra in mano, che ci accompagnerà in questa performance che io dedico a lui e naturalmente a tutti quelli che sono amanti della musica, gli Shadows. Te li ricordi? Quel gruppo che hanno fatto epoca, no? Per molti anni, sì. Insieme anche a Cliff Richard, eccetera, eccetera. Io vorrei dedicare questo brano. Non c'è chitarrista che non ha provato a suonare questo brano. Sto parlando di Apache, quindi no? Nella versione di Santino Rocchetti, Apache.
Tocchetti, grandioso, veramente mi è piaciuto tantissimo. Meriteresti il premio Nobel per la pace. Va bene. Grazie a te. Ebbene, allora io vengo con te quasi. Sì, ti accompagno perché io ho una certa età. Tu non lo so, ma io ho una certa età. Che lei saluti la signora Daphne Barillaro. Piaceri. Senta, Piaceri. Stringa la mano bene, non è un arbitro, stringa la mano bene. No, ma non vorrei che Ilari mi vedessi. Ma chi se ne frega di Ilari? Allora non mi vedi? La congedi. No, stia fermo. Vi lascio a Francesco Totti e alla sua intervista. Grazie, un applauso per Francesco Totti e anche per la Barillaro che ci lascia momentaneamente. Totti, che è sta faccia? Dobbiamo fare un'intervista, lei sa, oggi ha accettato di fare un'intervista, quasi un'intervista doppia facciamo, quindi le domande più semplici. Allora, sì. Nome. Francesco. Perfetto, va bene. Cognome. Francesco Dotti. No, senta, dica solo il cognome. Li stacchi, va bene. Allora, professione. Non l'ho capito. Non ha capito. Professione. No, la domanda ho capito, non ho capito qual è la professione. Cioè io sulla carta d'identità ci ho proprio scritto non l'ho capita. C'è proprio del pezzettino, c'è scritto così. Senta un po', e allora, altezza. Lo sono sempre stato. Non ho capito. Che cos'è sempre stato? No, sono sempre stato all'altezza. Totti, senta un po'. Si concentri, faccia la faccia di chi si concentra. È uguale a quella di prima, non è che l'ha cambiata molto. Allora, andiamo avanti. Allora, vediamo, facciamo una domanda molto, molto più mirata. Allora, occhi, facile. 2. Oh, meno male, questa l'ha azzeccata. Piedi? 2, è normale che sempre. Segni particolari? Un sacco proprio. Totti, segni particolari. Segno, sì, ho sempre segnato. Non c'è niente da fare con lei. Le faccio fare un applauso dai cantanti, così si sveglia. Fategli un applauso, amici cantanti. Perché Totti ha bisogno... Cosa se guarda in giro come se avesse visto passare Cassano? E poi ne parleremo di Cassano. Allora, senta, lei ha smesso di giocare. Ma che ci fa con quella maglia lì se ha smesso di giocare? No, questa non è una maglietta. E che cos'è, scusi? È il pigiama. È come il pigiama, scusi. È normale. Quindi lei ha la maglietta della Roma per andare a dormire, ma se per caso dovesse mettere al posto di quella Roma per andare a dormire come pigiama la maglietta della Lazio. E chi dorme? Perché? Per gli incubi. Senta un po', ma lei per addormentarsi che fa? Conta le pecore? No, conto i giocatori della Lazio. Allora, intanto è la stessa cosa. È la stessa cosa. Non sia sportivo, non vada contro l'altra squadra. A questo proposito le chiedo come mai lei da dirigente ha detto ai suoi compagni di fare gli allenamenti mettendo anziché gli scarpini le pantofole. Per non disturbare la Lazio. E perché? Perché sta sempre sotto. Ridaglie. Allora che non è sportivo. Lei è un grande campione, deve essere più sportivo. Ascolti. Allora, dunque, lei è un personaggio sulla bocca di tutti, no? Allora, ci dica, è vero che ha scritto un libro? Sì, ho scritto un libro. E quindi? Ma ancora non l'ho letto. Come? Se l'ha scritto, come fa a non leggerlo? Totti, lei sta peggiorando come dirigente, lo sa? Io non c'ho tempo. Ma senta, mi hanno detto un pettegolezzo che la riguarda quando era bambino. È vero che lei da bambino voleva fare il benzinaio? Sì, mi piaceva proprio, volevo fare il benzinaio. E perché proprio il benzinaio? Per avere una carriera super. E invece l'ha fatta senza piombo. Senta, allora a questo punto la domanda è: lei, ne abbiamo detto prima, ha avuto come amicizia, una grande amicizia con un grande giocatore che era Cassano, poi ci ha litigato. Perché quel giorno fatidico, il quale parlano tutti, ha litigato con Cassano? Perché quel giorno Cassano ha indovinato un congiuntivo. Un miracolo. Mi ha fregato. Un miracolo, è stato un miracolo. Poi lei quell'anno doveva andare a giocare al Real Madrid. Ma perché non è andata al Real Madrid? Perché ho visto sulla cartina e non ci ho trovato Real. Ma perché non poteva cercare a Madrid? Faceva prima, no? Allora, ci dica una cosa, la domanda è importante. Si parla tanto di corruzione, si parla di arbitri che sbagliano, si parla di VAR eccessivo, ma a questo punto perché questa novità? Da cosa si capisce, ad esempio, se un arbitro è stato comprato? Perché c'ha 3 cartellini. E quali sono? Uno giallo, sì, uno rosso e poi? E uno col prezzo. Senta, l'ultima domanda. Se lei dovesse esprimere con un motto il calcio di oggi è fatto di soldi e di poca appartenenza alla maglia, invece lei l'ha sempre avuta. Qual è il motto del calcio di oggi? Il pallone è rotondo, l'assegno è circolare. Francesco Totti! È normale che...
Gabriele Marconi! Eccolo, ma non si era capito che ero io. Pensavi che era proprio l'originale, magari. Gabriele Marconi e il Grazie. suo intervistatore che salutiamo, l'autore, l'imitatore, l'attore Demo Mura, quindi grazie Demo. Grazie Demo. Ora ci avviciniamo ai musicisti e continuiamo con la nostra kermesse musicale e quindi abbiamo qui, guardatelo, è già pronto con lo strumento che ha contraddistinto tantissime delle tue serate, no? Quindi abbiamo qui con noi con la sua fisarmonica Gianni Davoli. Ben trovato Gianni in questa puntata di Mille Voci, ospite graditissimo. Ci tengo a dire una cosa, visto che stasera avete parlato molto del night, no? Io che vengo dal night e poi, diciamo, siccome non esiste più, sto tentando da alcuni mesi di riportare il night con un piccolo spettacolo che si chiama C'era una volta il night e sto andando nei vecchi locali di Roma. Bello. Per riproporre questa gavetta che prima si faceva. Che si faceva. Con le Bene. canzoni di Bruno Martino, Peppino Di Capri, Fred Bongusto. I grandi classici grandi. proprio del night. Sì. Bene, grazie Ci per tenevo questa. a dirlo perché... Hai fatto benissimo. Cercheremo di seguirti in questa tua opera, in questa tua missione di riportare un po' in auge il night. E invece adesso che cosa ci farai ascoltare? È un'idea che ho avuto io prendendo la tarantella di Rossini in una versione rock. Oh, quindi una versione rock della tarantella di Rossini ad opera del nostro Gianni Davoli.
Già, Ho detto, Hai oh. sentito che voce che c'ha? Cioè, come quello che non ha sentito manco l'esibizione. Cioè, ammazza, sei bellissima voce, Bellissima, una canzone, splendida. poi un brano scritto da te proprio no, sei Il stato- testo, tu hai scritto il testo? Il testo. Sei stato bravissimo. Tatara, com'è che fa? Tataratatà. La tarantella di Rossini in versione rock del nostro Gianni Davoli. Grazie Gianni. Grazie. Grazie. Gianni, grazie. Ma guarda, ti accompagno. Scusa, Cioè, puoi, so io puoi che ti rimanere un po' lì? Ma scusa, vuoi che ti accompagni oppure No, no? io vado verso lì e tu Ma resti perché? qui. Facciamo così, tu aspetta lì vabbè, e io aspetto vado qui. verso gli artisti. Aspetta, vediamo un po' con chi verrà. Così è. Non ti muovere. Posso aprire gli occhi almeno? No, resta con gli occhi. Chiudi gli occhi, ecco, bravo, Vabbè, facciamo allora così, chiudo fermo gli occhi chiusi, Sto fermo, chiudo gli occhi e penso a te. Adesso, Eccolo. indovina con chi Eh. sono? Come con chi sei? Ma scusa, io pensavo che mi baciassi. No, quale ti bacio? No. Ho portato un ospite. Apro gli occhi? Guarda Eccolo. chi c'è! Oddio, mi ha preso il colpo. Ma che è? Ma come? Ma che è? Ma non dillo, può- Franco Dani, così io mi preparo mentalmente. Ma vedi che bellezza che è questo? Appunto! Ho capito, ma io Oh. sono invidioso di tal Vedi, bellezza. ti ho presentato una grande bellezza, il bello di Mille Voci. Poi il sa pure nostro cantare, Sa manca a anche dire che... cantare. Mannaggia, vedi, bella e questa non basta. ci voleva. Sa anche cantare. Il nostro Franco Dani è un grande amico di Mille Voci, ospite anche in questa edizione, in questa 15ª edizione. E oggi ascolteremo un altro grande successo. E questa è un'altra canzone nuova però dell'altro anno, che l'ho presentata Sì. l'altro anno, fa parte delle mie nuove canzoni. Il titolo è questo. Dillo, scusa, no. A chi lo scusa, devo no. dire? No, perché lo vuoi dire a No, lui, guarda, non no. so, secondo me non... Lo dico là. Prendimi. Hai Aspettami, prendimi, cioè uno deve fare tutte queste cose con te. Oh, vabbè. Allora, Però lo prendi tu? No, te prendo io a te e ce ne andiamo, lasciamo lo spazio. Franco Prendimi. Dani! Sono d'accordo, non stiamo più insieme e c'è un amore che vola. Forse l'idea di raggiungere chi ti saprà dare più tempo. Mancano le vibrazioni che fanno gridare la pelle. Dobbiamo avere la forza di dire cosa tra noi non funziona e continuare a guardarci negli occhi senza mai più andare oltre. Quello che è stato rimane in me, non lo potrò cancellare. Prendimi l'anima di questa storia che non so dimenticare. Prendimi quell'energia che ti ho dato per farti innamorare. Pensami ancora se servirà, io ci sarò se vorrai. Prendimi tutti i segreti e nascondili sotto un cuscino bianco. Prendimi quello che vuoi per rivivere come farò anch'io. Pensami ancora se servirà, io ci sarò per provare.
Grazie. Franco Dani! Grazie. Grazie a te, Franco. Prego, non ti prendo, vai. Ciao, bello. Non ti prendo per i fondelli, dico, no, assolutamente. Io mi avvicino intanto al nostro caro pianista, perché il nostro Alberto Calì, oltre che un pianista, grandissimo musicista, è anche un autore, un compositore, ha scritto anche tante belle canzoni. Stasera ne canterà una sua, proprio una sua, dal titolo Oggi non ho voglia. Oggi nono? No, non ho voglia. Oggi non ho voglia di... Non ho voglia. Di cosa? Di cantare? No, se non ti va allora andiamo avanti con la trasmissione. Canti o no? Vabbè, canto. Vai. Hai voglia. Il titolo? Oggi non ho voglia. Vabbè, allora. Prego. Pianoforte e orchestra. L'orchestra tutto? non c'è, un attimo che doveva arrivare, ma non è arrivato, quindi i ragazzi ancora sono stati presi di sprovvista perché non conoscevano questa canzone e quindi io la farò soltanto con il pianoforte e l'orchestra in mente. Sperando di ricordarmela. Oggi non ho voglia di vivere con te, magari sballo tutto, la vita così com'è. Oggi non ti ascolto e mi riprenderò il tempo che ho perduto per quello che si può. 4 passi senza fretta arriva al mare, l'orizzonte più lontano per vedere dove portano le strade che hai nel cuore quando decidi di cambiare. Oggi non ho voglia di vivere con te nel sopportare tutto. Oggi non ci sto. Oggi non ha senso discutere con te. Resto fuori un'ora, forse un anno, ma facciamo 3. Oggi non ho voglia di vivere con te e non rimpiango nulla, l'entusiasmo non lo lascio a te. Tanti amici che da tempo vuoi chiamare, ho progetti che non possono aspettare, come sogni che coltivano passioni e con niente ti regalano emozioni. Oggi non ho voglia di vivere con te, magari sballo tutto, la vita così com'è. Puoi telefonarmi, risponderà la mia segreteria, l'utente è irraggiungibile, magari forse se n'è andato via. E grazie al nostro Alberto Calì, grazie. Bene, siamo quasi addirittura d'arrivo, quasi, Quindi adesso è il momento di un altro grande ospite. Dico grande, ma lui in realtà, lo posso dire, è piccolino. Bruno Filippini! Hai ragione, io sono piccolino, però sai... Posso dire la battuta, insomma, scontatissima, no? Che nella botte sempre, piccola... Sì, è vero, però... c'è il vino buono, su. In tanti piccolini c'è sta il vino buono, perché oltre ai cantanti ci stanno pure i calciatori. È vero, tantissimi artisti poi alla fine non sono così... Messi è uno dei più grandi, ed è piccolino, forse pure più basso di me, però...
è fantastico quando Quindi gioca. in questo piccoletto, in questo Bruno Filippini piccoletto, adesso però non vale perché io ho anche questo po' di tacco, quindi dovrei scendere. In questo piccoletto c'è un grande artista, una grande persona con un grande cuore, quindi il nostro Bruno Filippini. Troppo gentile. No, è vero, perché poi è anche bello sentire, vedere trasparire, no? Il vostro cuore, la vostra anima quando cantate, e si vede anche da questi tuoi begli occhioni che sei una persona trasparente e squisita, sempre molto gentile. È stata l'educazione che mi hanno dato quando ero alla Cappella Sistina. Pensare sempre prima al prossimo. Bene. Sempre. Bruno, di che cosa ci omaggerai questa sera? Ma io sto vedendo che stiamo parlando sempre del Night. Questa è la puntata dedicata ai Night. E allora questa è una canzone proprio per il Night. Ah, vedi? È intitolata Innamoriamoci del Night. Nel Night, che era un luogo nel quale scoccava spesso la scintilla. Esatto. Quindi innamoriamoci con Bruno Filippini. Grazie. Lo sguardo è su di te mentre ascolto la musica ed ogni nota sembra condurmi nei tuoi pensieri, lo sai. Un velo magico ti nasconde e non separa. Io mi avvicino e ti chiedo se vuoi ballare con me. Sul tuo bel viso l'ingenuità dei tuoi occhi mi fan sognare. La tua bocca mi sembra già una dolce sorgente d'amore. Innamoriamoci con le note romantiche di questa notte perduta un po' nell'eternità. Non osavo pensare quanta felicità può creare un motivo che vuol farci innamorare. Ed il sogno s'avvera mentre ballo con te, ascoltando la musica che conosci anche tu e ci avvicina sempre di più. Innamoriamoci e cerchiamo nell'intimo il sentimento di due bambini senza pudore e poi abbandoniamoci tra le note romantiche e questa musica su nel cielo ci porterà. Sul tuo bel viso l'ingenuità dei tuoi occhi mi fan sognare. La tua bocca si offre già ad un timido bacio d'amore. Innamoriamoci come fosse una favola che mille luci riflettono sui capelli tuoi.
fanno le rondini, il nostro nido d'amore qui nel mio cuore per te. Grazie. Grazie a Bruno Filippini con questa bellissima canzone, un'esortazione che è un messaggio positivo. Innamoriamoci, è giusto. Io mi sono già innamorato ormai da qualche settimana di una artista che non è solo la mia compagna di viaggio come conduttrice, ma è una grandissima cantante con una meravigliosa voce. Sto parlando di Daphne Barillaro. Potremmo andare all'infinito se ci fosse ancora la musica, ma so che tu canterai una canzone scelta dal nostro regista. Assolutamente voluta nel mio repertorio da Gianni Turco. Che ti ha anche insegnato. Che mi ha insegnato anche la pronuncia perfetta, di questa canzone. napoletana. Bravissimo, quindi è una canzone. Il titolo lo dici tu, perché se no, se lo dico io poi mi boccia subito Gianni. Per cui dillo tu che sicuramente lo dici meglio. Nu quarte luna. Quindi con questa canzone sarò accompagnata durante la mia esibizione da Fabrizio e Gioia, che balleranno mentre io canto, e questa canzone è dedicata al nostro patron Gianni Turco, quindi una canzone in napoletano. Bene, Daphne Barillaro. Cielo, che nuvolo stasera, aria comune se innamora, ma una speranza per sto cuore non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se mi vuoi bene, ma è bastato poca luna per te capire che m'ha saputo fare sto quarto luna, che m'ha saputo fare chi voglio bene. Martella sempre un pensiero, oh, non è vero, che penso solo a me. Come so triste notte e sta canzone, e come amarò bene e chi va bene non mi guarda, si tiagna non guarda, che m'ha saputo fare sto quarto luna, tiagna perché tu mi hai ingannato e no perché t'ho perduto, tiagna che tu mi hai abbandonato senza perché. Quanti volte anima mia faccia strada che tu fai, corra appresso sta bugia per te vedere che m'ha saputo fare sto quarto luna, che m'ha saputo fare chi voglio bene.
sta canzone e come amarò bene e chi va bene non mi guarda, si tiagne non guarda, che m'ha saputo fare, che m'ha saputo fare, che m'ha saputo fare stu quarte luna. Daphne, meravigliosa Daphne. Grazie Fabrizio, grazie Gioia, grazie mille, grazie alla Crazy School per questi ballerini che ci sono stati prestati in questa occasione. Insomma, scherzando e ridendo siamo arrivati alla fine anche di questa già. puntata. Sì. Beh, è andata molto scorrevole, veloce, mi dispiace un po'. Io quasi quasi farei ricantare qualcuno. Ma ricominciamo, su. Sì, ricominciamo. Che Ricominciamo. non è quella. Ah, no, è non è quella un'altra l'ultima. canzone. Ah, e scusa. verrà interpretata naturalmente dal nostro Michele. Oh, ecco! Eccolo! Ecco perché ricominciamo. Abbiamo aperto questa puntata Quindi con il ricominciamo nostro la puntata Michele. praticamente. Ricominciamo e da con capo. lui chiudiamo questa puntata della... è Scusa, giusto- ecco, è bravissimo. giusto Vedo che, alternarci, vedi, sì, vedi, perché- dopo tutte queste No, ma non puntate... perché... No, devo dire niente, che così non ho nulla andiamo contro molto Michele. meglio. È meglio, vero? Molto Oh, meglio. Grazie. Ho visto con gli occhi, ti guardava. Insomma, in io modo sono particolare. molto fortunata, sono circondata proprio dagli uomini belli, vedi? Dicevo, Sì? sono circondata, quindi di qua, No, ma che sono poi si circondata sente solo. dagli Vabbè, Vieni, su. vieni. Gabriele, Sì. sai che ti voglio bene, sono felicissima di presentare questa edizione di Mille Voci con te. Anch'io, Quindi, vabbè, vero? è reciproca, cosa Bravissimo, reciproca. però lui è più bello. Detto questo, chiudiamo con Michele questa puntatona di Mille Voci. Che cosa ci farai ascoltare, Una Michele? canzone che ho scritto tempo fa che si chiama A ritmo lento del cuore. Quindi una cosa proprio di queste col sospiro. Bene. Sospiro mosso. Un sospiro mosso, quindi sì. sospirate con noi e muovetevi con noi insieme al nostro Michele. Grazie. Cosa ci sto a fare in casa ad aspettare che cosa? Tu mi offri tenerezza come si offre una rosa. Fammi innamorare, dammi lezioni di te, senza far rumore, cammina dentro di me. Al ritmo lento del cuore mi parli con gli occhi ormai, potrebbe essere amore e quanto grande non sai. Al ritmo lento del cuore la prima volta con te mi scorderei di morire nel mare caldo di un sì, tra le tue braccia qui. Ho le stelle buone spente per un colpo di vento. Tu mi offri sogni d'oro su un vassoio d'argento. Parlami d'amore, fammi capire chi sei.
vuoi fare, io farò quello che vuoi, al ritmo lento del cuore, mi parli con gli occhi ormai, potrebbe essere amore, per quanto grande non sai, al ritmo lento del cuore, la prima volta con te, mi scorderei di morire, nel mare caldo di un sì, tra le tue braccia qui, l'atmosfera che ci serve c'è, un ti amo in equilibrio c'è, io ci provo sai, musica. Al ritmo lento del cuore, mi parli con gli occhi ormai, potrebbe essere amore, per quanto grande non sai, al ritmo lento del cuore, la prima volta con te, mi scorderei di morire, nel mare caldo di un sì, tra le tue braccia qui. Altro che ritmo lento, questo non ci ha fatto sospirare, ci ha fatto proprio ballare. Noi ballavamo dietro. Bravissimo. Chissà cosa facevate voi lì dietro. No, insomma. non facciamo quel sensino. No, vabbè. Poi con Gabriele, No, voglio dire, su. È innocuo. No, appunto. Quindi Michele resta qui con noi, chiamiamo tutti gli artisti che si sono esibiti in questa puntata con noi di Mille Voci, diamo appuntamento a tutti alla prossima puntata con tantissimi ospiti, tantissimi artisti, continuate a seguirci perché è un'edizione ricca di sorprese, quindi tutti insieme cantiamo appassionatamente la sigla di Mille Voci. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci sono qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Grazie, ciao a tutti, alla prossima puntata, grazie. A presto!